Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo concerto. Un saluto da parte dell'Associazione Delfino, così come della parrocchia, in particolar modo del parroco Don Eric, che non riesce ad essere qui presente in questo momento e ha delegato me come collaboratore qui in parrocchia. Benvenuti a questo appuntamento che si pone all'interno della rassegna di musica sacra qui del nostro Duomo. Un appuntamento che cade in un giorno tutto particolare. Celebriamo oggi la festa dell'Immacolata Concezione di Maria, la tutta bella, la tutta pulcra, ed è bello poter stare qui ad assaporare proprio la bellezza. Se Maria, non toccata dalla realtà del male, del peccato, ci dice che siamo tutti destinati a questa pienezza di bellezza, oggi ci viene data la possibilità di assaporare questa bellezza attraverso questo concerto. Grazie di aver accolto questo invito, non voglio rubare spazio alla bellezza, allora lascio la parola al direttore, a chi ci condurrà in questo pomeriggio, a Francesco Zorzini, che accogliamo con un applauso. Buonasera e intanto veramente grazie a chi ci ospita in questa chiesa meravigliosa. Quello che andrete ad ascoltare in questo pomeriggio è una delle composizioni di Davide Liani che forse descrivono meglio chi era Davide Liani. Davide Liani è stato un direttore di coro, un didatta, un musicista e compositore friulano, ma che ha fatto gran parte della sua carriera all'estero. Per circa una ventina d'anni è stato in tutta Europa, 10 dei quali ha lavorato in Inghilterra. E quindi ha avuto modo di sperimentare, di conoscere, di fare musica alla quale probabilmente queste zone non era abituata, la musica anglosassone per esempio, con quella specifica tradizione corale che ha l'Inghilterra. Tutto questo lo si ritrova in questa composizione, che è la composizione che forse lo descrive meglio. Lo descrive meglio perché quando ha deciso di comporre questa messa lo ha fatto pensando in modo preciso di fare un qualcosa che parlasse in modo chiaro, semplice, limpido, cristallino, che parlasse proprio al popolo. Voleva in qualche modo essere un compositore popolare nel senso proprio che didattico del termine. Ecco, un compositore che attraverso la musica, attraverso la sua arte, potesse raccontare l'evento natale, potesse raccontare lo specifico periodo dell'anno che si sta vivendo. E lo ha fatto attraverso una scelta che in qualche modo è radicale. È una scelta radicale nel senso che non ha voluto né accostarsi alle, chiamiamole pure, astrusità dello sperimentalismo del Novecento, ma non ha voluto neanche agganciarsi alla tradizione della scrittura tonale e cromatica, chiamiamola pure tardo-romantica. No, ha fatto un lavoro decisamente personalissimo e anche a suo modo innovativo. Ha voluto intanto scrivere una musica che avesse pochissimi mezzi. Sentirete veramente che volutamente nella scrittura non ci sono momenti che colpiscono dal punto di vista proprio della tecnica della scrittura. È tutta molto piana, molto semplice, molto cristallina, molto limpida. E soprattutto nella scrittura armonica ha voluto rimanere sempre fedele a una tonalità di impianto, il che è piuttosto particolare, abituati come siamo al cromatismo, abituati anche alle modulazioni. Questo perché voleva in qualche modo diventare un po' come quei... Ecco, forse il paragone più vicino è chi ha disegnato quegli affreschi delle chiese del 300-400, quell'anonimo pittore che ha disegnato anche nelle chiesette piccole quegli affreschi che parlano subito, che non bisogna troppo interpretare.
che sono diretti. Ecco, credo che Liani con questa messa abbia voluto raggiungere quella poetica, abbia voluto raggiungere anche l'anonimato, una cosa che gli piaceva molto, gli piaceva che la sua musica nascondesse il compositore, non lo esaltasse. Ecco, in questo senso devo proprio dire che la sua scelta poetica in un Novecento dove i compositori sono molto, ecco, presenti a loro stessi, devo dire che è veramente radicale. Concludo, ecco, dicendo che per me è una messa della mia infanzia, perché ricordo perfettamente quando la scriveva e che portava al coro, che la imparava dei pezzi di credo, poi ogni tanto un pezzo di gloria, insomma, quindi ho un ricordo molto personale e anche di molto affetto, e mi fa molto piacere che queste note adesso le ascoltiate anche voi e risuonino anche voi, perché secondo me proprio per loro, così, la loro caratteristica di essere dolci e primitive come l'infanzia colpiscono subito, e almeno a me piacciono molto. Grazie e buon ascolto.
Thank you.